L'obiettivo di tutti, dell'Ater, che naturalmente ha esigenze residenziali sia in termini di qualità che di quantità e soprattutto di realizzazione, un'esigenza, la standardizzazione è l'esigenza di tutti, ma ancora di più dell'Ater. Il problema della standardizzazione è che gli standard vanno in qualche modo temperati e non solamente su una monodisciplina, ma su tanti aspetti che possono andare, anzi che vanno dallo strutturale, quindi l'aspetto sismico, fino adesso all'aspetto energetico. Non che prima non si considerava, ma adesso come adesso con le contribuzioni e quant'altro diventa prioritario. Quindi la standardizzazione è iniziata con la prefabbricazione nell'edilizia e sta proseguendo ormai e arriva fino alla parte impiantistica. Questo penso sia l'obiettivo di un ente che, ripeto, ha come obiettivo quello di costruire bene nel tempo di opere che poi possono essere facilmente soggette a manutenzione.